Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento informativo su friulitv.net. Apriamo subito con le notizie dell'ultima ora per dire che la cosa importante, si aspettava soltanto il via libera perché da lunedì il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla. Il via libera questo pomeriggio dopo l'analisi dei dati del monitoraggio settimanale e della cabina di regia organizzata dal Ministero della Salute. E dunque è ufficiale, zona gialla a partire da lunedì. Parliamo di cronaca per dire che i vigili del fuoco di Trieste al lavoro nel pomeriggio di oggi per un incendio all'interno di un'area dismessa della Ferriera di Servola. È stato il custode ad allertarli attraverso il numero unico di emergenza 112. In pochi minuti la squadra è giunta sul posto spegnendo il fuoco. Il rogo si è sviluppato da materiale plastico depositato. Indagini per chiarire le dinamiche. Ci trasferiamo adesso a Monfalcone per qualche chilometro, dunque torniamo in provincia di Gorizia in questo caso per dire che il sindaco Anna Maria Cesinta e l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro si sono recati oggi nella città dei cantieri per verificare personalmente lo stato dell'arte delle opere di dragaggio e poter confrontarsi con gli incaricati ai lavori. Un'opportunità quella di oggi, ha detto il sindaco. Ringrazio la regione per il sostegno che ci ha dato e che continua a darci. I risultati si vedono. L'assessore Scocimarro ha sottolineato durante il sopralluogo l'importanza dei dragaggi al fine di consentire un maggiore pescaggio al settore nautico, che occupa quasi 2000 persone. Canale Est-Ovest e Locovaz servono un'area di enorme importanza per Monfalcone e l'intero territorio regionale, ha concluso. Presente anche il Consorzio di Sviluppo Economico di Monfalcone. Torniamo a Trieste per dire che Olio Capitale, il salone dell'extravergine d'oliva di qualità in programma in presenza dal 28 al 30 maggio prossimo, organizzato a Trieste da Aries Scarla, Camera di Commercio Venezia Giulia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, non si svolgerà. L'iniziativa si trasformerà però, informano gli organizzatori, in un appuntamento virtuale che consentirà sia l'acquisto del prodotto direttamente dalle aziende che gli incontri tra produttori e birras internazionali. Da lunedì 26 aprile gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia torneranno a seguire le lezioni in presenza al 70%. Si ricomincia così dopo il valzer di percentuali cui si è assistito nei giorni scorsi con lo scontro politico istituzionale a livello nazionale che ha riguardato il rientro in classe degli studenti più grandi. Poi si vedrà. Non possiamo dire che va tutto bene, afferma il segretario generale della UIL Scuola Friuli Venezia Giulia Ugo Previti. In questi giorni abbiamo visto come la scuola sia stata strattonata ora delle produzioni, ora del mercato, ora del consenso elettorale tra Stato e Regione. La scuola, continua nella nota alla UIL, diventa così suo malgrado terreno di scontro politico istituzionale, quando invece andrebbe tutelata nella sua autonomia, indipendenza e garantita la sua funzione costituzionale. Le decisioni di questi giorni sugli organici, con la riduzione di alunni per classe, non rendono giustizia agli sforzi fatti da tutto il personale durante la pandemia. Lo scontro, per concludere, scellerato sulle percentuali di rientro in aula, ne è la riprova. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa della sera. Vediamo appuntamento più tardi, intorno alle 23, se ci sono notizie e riepilogo della giornata. Chiaramente nel corso della serata vi terremo aggiornati con video servizi o notizie flash. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti.